Napoli è storia e noi con lo scudetto siamo diventati ancora più storia. Ragazzi, per Passio Napoli ci troviamo ad Ischia al Mavilan. Guardate con chi sono. Come stai? Io, benissimo, Benvenuto a Sto Ischia. a posto? Senti, allora io ho Vabbè, chiamato. Chi siamo? Intanto sei con Edoardo, certo. grandissimo tifoso del Napoli, oltre che essere il proprietario. Bravo. E quindi insomma io ho chiamato papà Gesù, lo rifarei altre 1000 volte. Gesù? Gesù. Perché Gesù? Perché per me è Gesù. Ah, Gesù. Ok? Quindi tutti lasciate stare i commenti. Quindi dove il padre e il figlio che ti... No, vabbè. Senti, e poi vogliamo fare noi di Passio Napoli una petizione affinché la città di Napoli deve dare per forza la cittadinanza onoraria al presidente Laurenti. Forse la Madonna. Forse la Madonna lo fa. Ho capito, la Madonna intanto fa i miracoli, Sargentaro scioglie il sangue. Si può fare. E mio padre, chi potrebbe mettere a posto la città? Sto comune, Anche. lo stadio ancora ci vuole dare. E Anche. lo stadio è una cosa importante di aggregazione comune. Dico, dal pubblico vorrebbe uno stadio polifunzionale dove vivere dalla mattina alla sera. Quello che significa il calcio, che ormai fortunatamente è diventato nel mondo. Napoli, non solo prima del 1500-1600, era già capitale dei vari filosofi, dei vari poeti, dei vari scrittori. E quindi, come si può dire, era un qualcosa di unico. Ecco, oggi Napoli è diventata unica perché c'è il Napoli, ci sono i tifosi napoletani o i napoletani stessi sono nel mondo, quindi Napoli over the world, perché Napoli, lo si sa, da Cristo Velato a tutti i vari monumenti, quelle delle fontanelle, ma se non sbaglio a 70 metri sottoterra o 60, delle cisterne greche. Napoli è storia e noi con lo scudetto siamo diventati ancora più storia. Esatto. Perché Napoli. Allora, il Napoli, io ti dico, io non ero tifoso. Io adesso sono tifoso del Napoli. E perché? Grazie alla famiglia E De allora, Laurentiis. per me è il patrimonio dell'UNESCO Napoli ormai, Esatto. perché dai Napoli è del mondo, il napoletano è del mondo, il napoletano vive per la maglia e per il popolo. Quindi questo scudetto per me è del popolo napoletano, oltre che di tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto per arrivare sempre più in alto, perché il napoletano sta lì alto, perché il napoletano è un qualcosa che se non lo vivi non lo puoi comprendere, è sempre Serie A, una serie ineccepibilmente da Champions. Quindi adesso la Sei Champions, d'accordo? la Champions si vince, ragazzi. No, adesso non arriva mai, però Si vince. tu dici che volete giustamente dare a mio padre la cittadinanza. Esatto. Benissimo. Diamo sta cittadinanza. Datela, che cazzo che aspettate allora? Vabbè, andiamo, Basta, adesso andiamo. basta, che